Bene, buongiorno a tutti. Io do il benvenuto qui a Palazzo Ferrofini alle diverse realtà che hanno aderito a questo momento di presentazione della 59esima edizione della Piccola Sanremo. Una gara ciclistica importante nel territorio vicentino che, in virtù della importanza che ha acquisito nel tempo, della storicità di questa manifestazione e anche della levatura sportiva che nel tempo è riuscita a conquistarsi tra gli atleti, quest'anno abbiamo pensato fosse importante presentarla qui, nella sede del Consiglio regionale del Veneto, della rappresentanza politica del nostro territorio regionale. Io vorrei anzitutto salutare e ringraziare per la presenza l'amministrazione comunale di Sovizzo, il sindaco Matteo Forlin, il consigliere comunale Luca Carlotto, il direttivo UCI Sovizzo che è qui, presentato e rappresentato dal presidente e amico Gianluca Peripoli, la Protezione Civile di Sovizzo che collabora, il Consorzio Polizia Locale, il Comando Polizia Locale, FIDA Sovizzo, l'Associazione Alpini, gli sponsor e volontari che oggi non sono qui ma che sono parte integrante della manifestazione, e devo dire anche l'invito che è stato accolto in modo prezioso dalla Federazione Ciclistica Italiana, qui rappresentata da Mario Guerretta, dal Presidente, che ringraziamo per aver accolto questo invito e per onorarci oggi della presenza, anche a testimonianza dell'importanza di questa gara ciclistica e di questa manifestazione sportiva. Ringrazio Angelo Furlà che come campione sportivo oggi ci dà testimonianza anche del valore atletico di questa iniziativa e credo che sia una presenza e una testimonianza importante, ad esempio. E ringrazio i componenti del direttivo, anche organizzatore, del comitato organizzatore dell'UCI Sovizzo, della quale mi onoro anche di essere socio, e quindi sono felice di rivedere qui Paolo Garbin, Nicola Garbin, gli amici che partecipano attivamente anche all'organizzazione di questa bella iniziativa. Io non voglio dilungarmi oltre, posso dirvi che questa nel tempo è diventata la gara del nostro territorio, e se c'è una particolarità che condivido agli amici della stampa è il legame fortissimo e identitario che ha con questa porzione di territorio della provincia di Vicenza. Sono diverse le aziende che credono in questa manifestazione, sono diversi gli sponsor, e questa è una testimonianza pura e diretta del legame particolare che interviene. Qui si attraversano alcuni degli scorci geografici forse più belli delle colline che contornano la grande città di Vicenza. Sono diventate famose alcuni dei tratti anche atletici di questa gara, penso alla salita di Vigo, al tratto di Montemezzo. Questo proprio è una connotazione territoriale che non è tipica di tutte le gare. La Piccola Sanremo, dopo 59 anni, è riuscita a consolidare un territoriale, dal mio punto di vista, particolare, che risuona anche nell'affetto che le persone, la gente manifesta a questa gara, e ogni anno si riversano anche sul territorio a incitare e a essere presenti. Il direttivo, il comitato organizzatore del territorio ne è un'ulteriore testimonianza, composto da persone giovani, persone di esperienza, appassionati, ex amministratori. Questo proprio ha significato che è una gara che riesce a intercettare non solo un risvolto atletico e sportivo, quindi un richiamo prettamente tecnico, ma anche un legame territoriale significativo, con amministrazioni che si danno da fare, una comunità che si mette in moto, aziende, un tessuto imprenditoriale che riconosce il valore, e questo credo che sia un elemento fortemente tipico di questa manifestazione e molto importante. È dagli anni 70 che questa manifestazione si tiene, di anno in anno è riuscita ad acquisire un valore anche sempre più importante per gli atleti che vi partecipano. Questa gara, ne parlavo qualche giorno fa con il presidente Peripoli, oggi può dire di aver lanciato atleti di risvolto veramente nazionale e non solo. E questo è un grande orgoglio per il nostro territorio, perché attraversa dei piccoli comuni, il comune di Sovizzo, il comune di Montecchio, il comune di Altavilla Vicentina, il comune di Creazzo. Sono territori che io peraltro abito, frequento, ma che riescono a rivestirne anche un orgoglio particolare, perché qui passano atleti giovani, capaci, che fanno una carriera di carattere veramente rilevante e di natura nazionale. Quindi è una manifestazione importante, con un legame solido, che anche quest'anno con più di 180 atleti iscritti rinnova la sua importanza come punto di riferimento territoriale e sportivo, e che oggi vi devo dire che con grande orgoglio sono qui in un qualche modo a presentarvi. Il mio legame, lo capite, l'affetto c'è, mi porterebbe a dilungarmi oltre, ma il parterre che abbiamo qui oggi mi impone di lasciare subito parola
e di lasciare condividere a chi è il motore, il cuore vero di questa iniziativa, le caratteristiche, le note tecniche che quest'anno vedranno a settembre l'avvicinarsi di questa manifestazione. Lancerei subito allora un video di presentazione della Piccola Sanremo e poi lascerei spazio ai relatori. Prego. Il 20 settembre 2026 la Piccola Sanremo tornerà ad accendere la passione per il grande ciclismo nel segno del Memorial Renato Finetti. Una tradizione che unisce sport e territorio, resa possibile grazie alla collaborazione del Comune di Sovizzo e al patrocinio della Regione Veneto, della provincia di Vicenza e dei comuni di Montecchio Maggiore, Altavilla Vicentina e Creazzo. Come sempre, sarà Sovizzo il cuore pulsante dell'evento. Alle 13:15 scatterà il via ufficioso, prima che il gruppo raggiunga la maestosa Villa Cordellina Lombardi di Montecchio Maggiore, capolavoro del Settecento progettato da Giorgio Massari e affrescato da Giambattista Tiepolo. Qui, davanti alla sede della provincia di Vicenza, alle 13:30 la bandiera a scacchi darà ufficialmente il via alla 59esima edizione della corsa. Il percorso di gara unisce ancora una volta spettacolo sportivo e valorizzazione del territorio. La fase iniziale prevede un circuito pianeggiante di 7,2 km da ripetere 9 volte, toccando Sovizzo, Creazzo, Altavilla Vicentina e Montecchio Maggiore, con il passaggio sotto i castelli della Bella Guardia e della Villa, risalenti al XIV secolo e conosciuti come i castelli di Giulietta e Romeo. Questo tratto sarà animato dai traguardi volanti in memoria di Dino Peripoli, la cui classifica assegnerà al vincitore la maglia gialla Sabi Sport. Il gruppo attraverserà luoghi ricchi di storia. Sovizzo con la chiesetta del Carmine del 1444 e il sito archeologico del tardo neolitico, Creazzo, celebre per il broccolo fiolaro, e Altavilla Vicentina con la chiesetta Morosini del XVII secolo. I corridori affronteranno 4 tornate del primo circuito collinare di 12,2 km, con l'impegnativa salita di Vigo che determinerà la classifica del Gran Premio della Montagna, maglia rossa GT Trevisan, intitolato a Girolamo Trevisan. In questa fase, i corridori passeranno accanto alla chiesa di Santa Maria Assunta, alla storica Villa Bissari Curti del XV secolo e alla residenza di Vincenza Pasini, la donna che nel 1426 fu testimone delle apparizioni della Madonna che portarono alla costruzione del santuario di Monteberico. Il percorso toccherà anche il campo di aviazione di Contrada la Vecchia, Sovizzo, attivo tra il 1917 e il 1918 durante la Prima Guerra Mondiale e abbandonato dopo lo straripamento del torrente Onte. Durante la salita di Vigo e la discesa di Sovizzo Colle, il gruppo transiterà accanto alla chiesetta di Santa Reparata, sorta su un antico tempio romano del I secolo a.C., e alla chiesa di Santa Maria Annunziata, risalente al 1500. Il gran finale prevede 2 giri conclusivi di 16,5 km con la doppia ascesa di Vigo e del terribile muro del castello di Montemezzo, che raggiungono il 15%. Proprio qui, a pochi passi dal castello e dalla chiesa di San Bartolomeo del X secolo, sarà assegnata la classifica speciale della cima Montemezzo, che decreterà il vincitore della maglia verde Ristorante Il Castello. Dopo 150 km di sfide e colpi di scena, il vincitore assoluto della Piccola Sanremo indosserà la maglia azzurra Banca delle Terre Venete, mentre il più combattivo sarà premiato con la maglia bianca Inglesina e la squadra più giovane conquisterà la maglia blu Ceccato Autolavaggi. La Piccola Sanremo non è soltanto una gara ciclistica, è un viaggio tra paesaggi unici, storia millenaria e tradizioni locali. Da oltre mezzo secolo questa corsa ha lanciato campioni destinati a scrivere la storia del ciclismo. Anche nel 2026 Sovizzo sarà teatro di una giornata che promette spettacolo, emozioni e passione. Dal video traspare il legame territoriale, avete sentito i nomi, ha ricordato gli scenari anche culturali e artistici che la gara attraversa e anche l'emozione che questa gara comporta. Discese e salite importanti, dure, e dopo più di 150 km la gara approda a Sovizzo.
L'amministrazione comunale di Sovizza oggi è qui rappresentata dal sindaco, allora io inviterei subito il sindaco Matteo Forlin a portare un saluto e un contributo a questa manifestazione. Prego Matteo. Buongiorno a tutti. Intanto sono orgoglioso di essere qui in Consiglio regionale del Veneto per questa presentazione di questa gara che è veramente un orgoglio per Sovizzo, quindi ringrazio il consigliere Maltauro, Jacopo, grazie per questa opportunità, perché veramente vogliamo far vedere che il nostro territorio è importante, vogliamo valorizzarlo e quindi dico grazie a Luci Sovizzo proprio per valorizzare il nostro territorio, far passare questa importante gara ciclistica nel nostro territorio, quindi, ma non soltanto nel nostro territorio ma anche a Montecchio, Creazzo, Altavilla, è molto importante anche per far scoprire le bellezze del nostro territorio. Abbiamo visto durante il video veramente luoghi, così mi è rimasta impressa l'immagine della Valle dell'Onte in un'immagine del video che è bellissima e quindi caratterizza molto il nostro territorio. Quindi ringrazio tutta Luci Sovizzo, dal Presidente al direttivo, che so che lavorano tantissimo tutto l'anno per organizzarla. C'è anche un mio consigliere, Tobia Tonello, che rappresenta l'amministrazione comunale dentro al direttivo, quindi ringrazio anche lui e veramente grazie a tutti per questa opportunità. Ecco, cosa dire? Speriamo che vada tutto bene, sicuramente andrà tutto bene. No, una cosa dobbiamo ricordare: queste manifestazioni avvengono solamente se ci sono tanti volontari che aiutano per la realizzazione. Quindi il mio è un grazie a Luci Sovizzo e a tutti i volontari della Protezione Civile, agli alpini, a tutti i volontari, che comunque magari anche gente semplice, normale, senza nessun interessamento, che danno una mano per la realizzazione e perché tutto funzioni benissimo. Quindi grazie a tutti e buona gara. Grazie al sindaco Matteo Forlini e tutta l'amministrazione comunale, il consigliere Tonello, che partecipa attivamente all'iniziativa. È peraltro sul territorio di Sovizzo che si tiene anche il passaggio della casa di Vincenza Pasini e quest'anno sono 600 anni dall'apparizione della Madonna di Monteberico, proprio a settembre, quindi c'è anche un aspetto, se volete, culturale e religioso particolare quest'anno che interviene in questa gara. Una gara, lo dicevamo, sotto profilo sportivo importante. Io l'anno scorso ho avuto la fortuna e il piacere di assistere all'arrivo e sono rimasto colpito perché ho visto tanti atleti provenienti da tutto il territorio internazionale, atleti che hanno vinto, che non sono vicentini, non sono italiani, provengono da altri paesi. Questo a richiamo della valenza sportiva della piccola Sanremo. Allora, proprio di ciclismo si parla e io ci terrei subito ad invitare qui il presidente Mario Guerretta, presidente della federazione e del Comitato Veneto che la rappresenta, che ha deciso di essere qui oggi e credo che sia anche motivo anche questo di gratitudine. Buongiorno, grazie per l'opportunità e mi rivolgo subito al consigliere Jacopo Maltauro che ha preparato questo nostro incontro, quindi grazie davvero, è un pregio e un onore per la Federazione Ciclistica Italiana poter entrare in questa circostanza di presentazione all'interno del palazzo della Regione. Questo momento quindi darà sicuramente risalto ad una manifestazione che si è collocata negli annali e nella storia del nostro ciclismo, quasi 60 anni. Io questa manifestazione la conosco da più di 40 anni e quindi l'ho vista crescere, evolversi, stagione dopo stagione migliorarsi e quindi raggiungere obiettivi molto, molto importanti, senza tener conto poi, anzi dobbiamo tenere conto di quegli atleti che sono passati su queste strade e che poi hanno raggiunto anche traguardi importanti in ambito professionistico. Ci sono tutte le condizioni, insomma, perché sia una competizione di grosso
richiamo di grosso rilievo territoriale, sportivo, agonistico. Anzi, vorrei proprio dire che quando si abbassa la bandierina per la partenza di competizioni di questa caratura si spalanca una finestra. Dapprima sul mondo agonistico e quindi sportivo e gli appassionati quindi sono incuriositi, no? Già prima della partenza di cosa succederà e cosa proporrà l'edizione che fra pochi giorni poi fra l'altro avremo l'opportunità di vedere. Ma la finestra si spalanca, lo diceva poco fa anche nel preambolo di apertura, sul territorio, e il territorio di Sovizzo ha delle suggestioni straordinarie, dei paesaggi magnifici. È un territorio ricco di storia, l'ha citato anche il sindaco poco fa. Quindi ci sono, come dire, tutte le componenti per rendere questa competizione non solo bella sotto il profilo strettamente sportivo e agonistico, ma anche per quanto riguarda gli aspetti, diciamo, strettamente sociali. Questa si è inserita nel tessuto sociale con Piero Merito. Quindi complimenti al Presidente che è qui davanti e che con i suoi collaboratori ha lavorato, anzi lavora 12 mesi all'anno per mettere in cantiere questo appuntamento. Sarà sicuramente un successo anche stavolta. Non posso però dimenticarmi, per rivolgere da parte della Federazione ancora un ringraziamento alla Regione Veneto e un ringraziamento corale a tutte quelle componenti che contribuiscono a fare grande questo avvenimento. Bravi, complimenti. Sarà una bella edizione, non ho dubbi. Ringrazio il Presidente Guerretta e passiamo a un altro Presidente che negli ultimi anni è anima e cuore anche di questa iniziativa assieme al suo direttivo. C'è anche un legame di carattere familiare che lo spinge, c'è un coinvolgimento anche di natura imprenditoriale nel credere in questa iniziativa. Allora chiamerei qui il Presidente Gianluca Peripoli del Luci Sovizzo per un contributo e anche per un'illustrazione di quella che sarà la gara di quest'anno. Prego Gianluca. Grazie cari amici e cari amiche, è con immensa gioia che vi do appunto il benvenuto alla 59esima edizione della Piccola Sanremo. Un caloroso saluto al consigliere regionale Jacopo Maltauro, al sindaco di Sovizzo Matteo Forlin, al presidente della federazione Mario Guerretta, all'amico Angelo Furlan e a tutti i membri del direttivo e agli amici che sono presenti qua oggi con noi. Riproporre la Piccola Sanremo per la 59esima volta è per noi un onore, poiché è divenuta una delle manifestazioni più prestigiose del ciclismo giovanile internazionale. Avremo l'onore di ospitare i giovani ciclisti più promettenti e tra i migliori team europei. La partecipazione del pubblico, l'attenzione dei media e la presenza di istituzioni e sportive di rilievo sottolineano l'importanza di questo evento, non solo per l'eccellenza sportiva, ma anche come simbolo del nostro territorio. La Piccola Sanremo promuove le nostre meravigliose terre venete, la cultura, la storia e l'offerta enogastronomica. Non siamo solo una gara ciclistica, ma un evento, come direbbe Angelo, a 360 gradi. Che esalta il nostro territorio e le sue eccellenze. La corsa è annoverata tra le più importanti a livello internazionale grazie alla sua tradizione e al prestigioso elenco di vincitori. Ricordo che già ad oggi, ma chiaramente non abbiamo ancora i numeri definitivi perché li avremo fra un po', visto che la gara è il 20 settembre, mi pare che c'è tempo fino a 2 o 3 giorni prima, no? Giusto, guardo il segretario che lui è sempre preciso. Ad oggi comunque ci sono già circa 29 squadre iscritte con circa 180, più 190 iscritti, quindi stiamo quasi come dire, facendo full perché mi pare che il limite sia 200, quindi anzi spero di non essere costretto a escludere qualche squadra perché questo non ci piacerebbe. Che si daranno appunto battaglia nell'ormai classico percorso misto collinare di 151 km con le salite diventate famose, la salita del Vigo. Parlo al sindaco del Vigo, no? con delega del sindaco Forlin,
e a quella di Montemezzo, che sapranno regalare, come tutti questi ultimi anni, spettacolo ed emozioni uniche. Quest'anno, grazie all'amico socio e consigliere, con orgoglio socio di Luci Sovizzo, Jacopo Maltauro, siamo ospiti in questo prestigioso palazzo, in questo prestigioso contesto del Palazzo Ferrofini, sede del Consiglio regionale Veneto. Ringrazio di cuore Jacopo per il bel regalo che ci ha fatto invitandoci qui, il Presidente del Consiglio regionale Luca Zaia e il Presidente della Regione Alberto Stefani per l'ospitalità. Un ringraziamento speciale va al Presidente del Comitato regionale Veneto Mario Guerretta, al Sindaco di Sovizzo Matteo Forlin, sempre al nostro fianco e pronto a sostenerci e a darci una mano, al nostro testimonial del nostro territorio con un ex grande corridore, ma anche attualmente uno che sta veramente promuovendo il nostro territorio con grande vigore, con grande forza attraverso gli eventi che poi organizza lui, che è appunto Angelo Furlan. Desidero esprimere poi un sincero ringraziamento ai componenti del direttivo, i vicepresidenti Giampaolo Tonello e Luciano Vezzaro, il segretario Tobia Tonello e tutti i soci e tutti i ragazzi del direttivo. Senza il loro instancabile impegno la piccola Sanremo non sarebbe possibile farla. Quindi veramente un applauso a tutti loro, perché sono loro il vero motore di tutto. Naturalmente un grazie va anche a tutti i nostri sponsor, sono circa un'ottantina, piccoli e grandi, ma tutti insieme ci danno la possibilità di poter fare questo. Alle amministrazioni comunali, in testa all'amministrazione di Sovizzo, che oltre al supporto morale, che va benissimo, al supporto come posso dire, logistico, che va benissimo, ci dà anche un supporto economico, il che è anche importante, e che ringrazio e non finirò mai di ringraziare, anche perché poi queste robe qua sono tutte belle, ma per farle, se non ce li hai, non riesci a fare niente. E tra l'altro stiamo vedendo ultimamente, insomma, che più di qualche gara, ahimè, Presidente, sta anche saltando, proprio anche per motivi economici. Quindi benedetti i sponsor, benedetti le amministrazioni, l'amministrazione di Sovizzo che ci aiuta, un ringraziamento anche alla mia amministrazione di Montecchio Maggiore, che comunque ci supporta anche in parte anche lei, ai comuni di Altavilla e di Creazzo, alla Regione Veneto, perché ci ha sempre supportato e quest'anno in maniera particolare, chissà mai perché, e lascio a voi immaginare, alla provincia di Vicenza chiaramente. Un ringraziamento speciale poi ai nostri meravigliosi volontari. È stato detto prima che ci sono circa 100 persone, più o meno, no, Paolo, durante la gara, che sono là dalla mattina fino alla sera con il loro panino e la bottiglietta di acqua e la bandierina, e tanto orgoglio di essere lì a dare una mano. Questo è veramente favoloso, perché vedere questo attaccamento da parte di tante persone alla nostra gara è un qualcosa di unico e di speciale, e che cerchiamo di conservare, di mantenere, perché poi è sempre più difficile poi avere anche volontari che si dedicano a aiutare. Un ringraziamento poi alle polizie locali, sia di Montecchio sia del Consorzio delle Terre Venete, se non ricordo, del Retrone, scusatemi, ma le Terre Venete perché poi ho in mente un altro sponsor, scusatemi, ma io ho sempre l'aspetto economico che vado a vedere, e alle forze dell'ordine. Quest'anno chiudo dedicando un piccolo momento, perché quest'anno appunto portiamo nel cuore il ricordo di Kevin Bonato, un giovane atleta che ci ha lasciato troppo presto. La sua scomparsa, avvenuta a fine gara dell'anno scorso, ci ha profondamente colpito, ma il suo spirito vivrà attraverso la nostra gara. Alla famiglia Bonato va il nostro più sentito cordoglio e la nostra più grande vicinanza. Continuiamo a scrivere la storia della piccola Sanremo, rendendo ogni edizione indimenticabile. E chiaramente poi chiudo dicendo che vi aspetto poi tutti sabato 3 e 29 agosto alle 9:30 presso il ristorante Il Castello di Montemezzo. Ci sarà la presentazione ufficiale della piccola Sanremo, della 59esima piccola Sanremo, e qui avremo anche la possibilità di ospitare Jacopo, che ha già dato il suo ok,
e ci vediamo lì per, come dire, ripassare un po' tutto e lanciare definitivamente la nostra gara verso quello che sarà l'appuntamento del 20 settembre. Grazie. Prima di chiudere tutta la diretta, poi faremo un secondo, se mi dai un attimo, che faremo un momento. Grazie al Presidente Gianluca Peripoli e mi aggrego anch'io al ringraziamento di tutto il direttivo, dei vicepresidenti Tonello, l'amico Luciano Vezzaro, il segretario Tonello e a tutti coloro che anche in questa edizione si sono dati da fare cuore e gambe per mettere in piedi questa manifestazione. Un pensiero particolare lo aggiungo anch'io a Kevin e alla famiglia e credo che sia stato anche doveroso in questa sede, qui in Consiglio regionale, ricordare e portare la nostra vicinanza umana e istituzionale. Una manifestazione sportiva, qui abbiamo un campione sportivo, io ci tengo a dire una cosa da questo punto di vista, l'importanza anche di una manifestazione dedicata ai giovani. La piccola Sanremo è dedicata agli under 23 e oggi i giovani hanno bisogno di buoni esempi, di opportunità concrete, positive, sane. Lo sport, il ciclismo, gare di questo tipo lo sono e quindi io ringrazio veramente anche per questo, per il messaggio che lanciamo ai nostri giovani. Qui abbiamo un campione che è un esempio e chiamerei qui per una testimonianza il campione sportivo Angelo Furlan. Prego. Che oggi non è arrivato in bicicletta, penso. Eccolo, siccome è la prima volta, scusami. No, grazie di cuore al consigliere Jacopo Maltauro per darci questa occasione e grazie veramente, mi associo a tutto quello che è stato detto fino adesso, anche dal punto di vista insomma della valenza, sia dei valori che può trasmettere una manifestazione di questo genere, ma soprattutto della valenza della scoperta territoriale. Insomma, noi che viviamo in questi posti ovviamente siamo di parte e ci teniamo, però la cosa più bella è vedere anche persone che vengono da fuori provincia e da fuori regione e anche da fuori Italia capire quanto ogni nostro paese raccolga veramente un patrimonio da raccontare attraverso una manifestazione sportiva. Manifestazione sportiva che è ambivalente perché oltre che l'orografia del territorio avere un qualcosa di speciale per quella che è proprio la cultura paesaggistica, ha dei valori da trasmettere ai giovani, ma soprattutto la gara dal punto di vista tecnico ha delle caratteristiche che non a caso la identifichino come un trampolino per i ciclisti professionisti. Nel passato più recente abbiamo visto le buone prestazioni di Busato e Parepantra che adesso sono professionisti, ma se andiamo a scorrere tutto l'albo d'oro della manifestazione vediamo che la maggior parte dei corridori che hanno vinto questa piccola Sanremo adesso o in passato hanno fatto parte del ciclismo professionistico e con ottimi risultati. Questo perché, l'abbiamo detto prima, l'orografia del territorio è ottima, sì, per vedere le bellezze del paese che sono fantastiche, ma la avvicina molto al modello di prestazione di quello che serve per una gara di professionismo, perché c'è una prima parte veloce, 70 km, velocissimi con media da capogiro, ormai le bici da adesso, ne parlavamo prima in treno, vanno a 60 all'ora in maniera molto molto rapida, ma poi i vari passaggi sulla salita del Vigo che sono 2,5 km al 10% di pendenza e poi Montemezzo 1 chilometro con punte del 15% la rendono molto vicina come modello metabolico a una gara di ciclismo professionistico e quindi è proprio potenza giusto al momento giusto. Adesso il ciclismo di adesso si misura con le potenze, ovviamente cuore, anima prima di tutto, per quello il ciclismo piace ancora così tanto, però ecco il modello di prestazione di questa gara si avvicina molto alle caratteristiche che deve avere un ciclista professionista. Mi aggrego i complimenti a tutto lo staff organizzatore, al Presidente, perché anche io da organizzatore so cosa vuol dire organizzare al giorno d'oggi una gara di ciclismo. Ci si lavora 365 giorni all'anno, 24 ore al giorno, di nascosto magari anche dalle proprie famiglie, di notte si messaggia con i vari collaboratori e quindi io voglio dirvi andiamo avanti tutta e portiamo avanti questa disciplina fantastica, oggi più che mai ne ha bisogno e so cosa vuol dire, per cui ecco, sono qui anche sì da testimonial ma anche da tifoso di questa manifestazione. L'ha detto prima Gianluca,
tante manifestazioni, per motivi che non sto qua a specificare, stanno sparendo. Il fatto che la piccola Sanremo diventi sempre più importante testimonia che c'è una famiglia solida alle spalle che si dà da fare e ci mette il cuore prima di tutto. Per cui grazie, mi fa piacere essere a bordo e essere ambassador di questa manifestazione. Grazie di cuore. Grazie Angelo e complimenti. A conclusione inviterei chi segue la comunicazione e l'informazione di questa gara, che è un lavoro importante, serio, avete visto anche la qualità dei contenuti che in questa edizione, ma non solo, sono stati espressi in questa manifestazione sportiva. Allora inviterei qui Andrea Finn dell'ufficio stampa della Piccola Sanremo per un contributo conclusivo e chiudere la fotografia di questa prossima e imminente edizione. Prego Andrea. Grazie Jacopo, grazie per l'occasione. Innanzitutto a me piace dire che la Piccola Sanremo è piccola solo nel nome, perché sì, è vero che il traguardo dei 60 anni è lì, ma la manifestazione è un autentico punto di riferimento per tutto il mondo ciclistico, oltre che ovviamente per gli appassionati del territorio, non solo vicentino, ma completamente regionale, se non nazionale, che sanno che la Piccola Sanremo è una certezza, appunto, una giornata di ciclismo da vivere dall'inizio fino in fondo. Mi piace ricordare, poi arrivo ai numeri, anche la figura di Renato Finetti, che anche quest'anno sarà ricordato con il Memorial. Detto questo, la Piccola Sanremo anche quest'anno avrà una copertura in diretta video streaming che andrà sulla piattaforma di Ciclismo Web per raccontare le ultime 2 ore di corsa fondamentalmente, e quindi permetterà di andare a scoprire sia i campioni, ma anche, come sottolineava il sindaco, di assaporare quello che è il territorio di Sovizzo e dintorni. Una diretta streaming che, stando ai dati delle ultime edizioni quando è stata realizzata, quindi l'anno scorso e nel 2024, ha raggiunto circa 20.000 contatti, quindi insomma sono 20.000 persone che in giro per l'Italia, in giro per il mondo seguono questa manifestazione. A questo numero vanno aggiunti i circa 3.000-3.500 appassionati che arrivano a Sovizzo quel giorno, tra la salita di Vigo, il Castello di Montebenzo, sull'arrivo e nel resto del territorio. Insomma, è una corsa che, come dicevo in apertura, è piccola solo nel nome, ma in realtà rappresenta lo spirito di chi la organizza, perché da buoni veneti, da buoni vicentini, sono partiti coi piedi per terra, l'hanno chiamata piccola, ma hanno aggiunto Sanremo, che è un punto di riferimento sicuramente importante. La salita di Vigo, la salita di Montemezzo sono ovviamente, come è stato detto, i punti di riferimento, ma anche e soprattutto il traguardo e anche e soprattutto la discesa che va tenuta in considerazione. Una sintesi di questa manifestazione andrà anche sul canale nazionale di Rai Sport attraverso Radio Corsa, che è il magazine settimanale che racconta le migliori corse ciclistiche. Ovviamente ci saranno i servizi che andranno su tutte le TV locali, a partire qui in Veneto da Extra Ciclismo, ma poi in Toscana, nelle Marche, nell'Emilia Romagna, in Lombardia, quindi viene distribuita in tutta Italia. A questo si aggiunge il rapporto con i giornali locali, a partire dal giornale di Vicenza, che seguono da vicino la manifestazione, e poi tutti i siti e i portali che sono riservati al settore del ciclismo. Mi viene in mente Bicisport, che ha inserito ormai da anni la Piccola Sanremo all'interno del proprio calendario del prestigio Bicisport, e quindi dà ulteriore visibilità alla manifestazione. Insomma, questi sono alcuni dati legati alla comunicazione, poi ovviamente c'è l'interesse da parte di tutti gli appassionati che non vedono l'ora che arrivi domenica 20 settembre per andare a godersi lo spettacolo. Grazie Andrea e grazie per il vostro lavoro di divulgazione di questa importante manifestazione. 180 atleti, 59 anni di storia, più di 150 chilometri, cultura, sport, giovani. È una presentazione che da sola descrive l'importanza di questa iniziativa, rimane solo viverla, manca poco. Ci vediamo quindi il sabato 29 agosto al Castello e poi a vivere questa manifestazione nelle prossime settimane. Inviterei allora qui per un momento conclusivo il presidente Gianluca Peripoli, approfittando dello spazio per ringraziare ancora davvero tutti i presenti. Ringrazio nuovamente anche le amministrazioni locali che oggi non potevano essere qui, ma che sono protagoniste di questa gara. Troverete il comunicato e l'informazione dell'iniziativa su tutti i canali social della Regione Veneto, Facebook, Instagram, ovviamente sul sito, e basta, vi aspettiamo alla Piccola Sanremo. Sì, allora volevamo chiudere un po' con un piccolo omaggio al nostro amico Jacopo, sia appunto per il bel regalo che ci ha fatto ospitandoci qui, ma è perché volevo parlare col microfono, e sia anche perché appunto ci è vicino ed è un nostro socio, quindi che ci dà una mano. Volevamo regalare in anteprima la maglia
del vincitore, che è la maglia azzurra delle Terre Venete, con dedica, quindi 59esima Piccola Sanremo, Grazie Gianluca. con la dedica appunto a Jacopo con affetto e riconoscenza ucciso Vizzo. Grazie di cuore. Grazie. Grazie. Anche se non sono un gran ciclista, ma insomma c'è tempo per migliorare. Vediamo se il fisico Sa che Dopo le vacanze è pericoloso come... Bene, grazie. Grazie. Mi ha appena chiamato anche il presidente del Consiglio regionale e intanto manderei un piccolo contributo al ringraziamento conclusivo anche degli sponsor. Grazie al presidente.